Presidente Serracchiani, non è mai scontato ricordare i valori dello sport. Beh, assolutamente, poi qui in questo luogo è davvero la culla dei valori dello sport che abbiamo voluto legare proprio con questi ragazzi e con queste ragazze ai valori anche che sono dietro alla commemorazione della prima guerra. Alla fine erano ragazzi anche loro, vogliamo ricordarli in un momento di festa e di gioia come quello dello sport, così augurandoci che anche tutti i ragazzi del mondo riescano davvero ad avere un'infanzia, un'adolescenza e la possibilità di fare sport come qui vogliamo dimostrare ancora una volta. Presidente Malagò, il Friuli Venezia Giulia coglie sempre molto bene il movimento sportivo. Ma direi che molto bene è riduttivo, perché oggi è stata una giornata tutta nella regione, partiti da Udine, una verifica dello stato dei lavori dello Stadio Friuli, ma soprattutto con una serie di iniziative oltre il calcio, a cui devo dire grazie alla famiglia Pozzo, devo essere riconoscente perché ha sdoganato un concetto, se vuole un totem, una barriera che esisteva, cioè che il calcio era un mondo a sé, invece ha dato la possibilità e darà l'opportunità di ospitare tutte le federazioni all'interno delle strutture, degli spazi del nuovo stadio, che è anche un segnale culturale significativissimo. E poi Legnano, con questo impegno della Regione, di voler ospitare onestamente una manifestazione così importante per il nostro mondo. Abbiamo numeri spaventosi, tutte le regioni presenti, 32 discipline, dalle più popolari a quelle forse diciamo meno conosciute. Una di quelle cose che questi ragazzi, questi bambini entro i 14 anni secondo me si porteranno dietro tutta la vita e se lo ricorderanno. Dichiaro ufficialmente aperti i giochi del Trofeo Coni Lignano 2015.